Sanità e carenza di personale. Il PD, a seguito di una richiesta di accesso agli atti in regione presentata dalla consigliera Anna Maria Bigon, ha ottenuto una serie di dati eloquenti sulla situazione critica riguardante le carenze del personale sanitario. In Veneto, dal 2019 al 2024, siamo di fronte a un allarmante esodo di 8.000 professionisti. Da qui parte un appello alla Regione, visto che sottolinea Bigon, nessuna misura, nemmeno tampone, verrebbe posta a questa continua emorragia. Tante sono le dimissioni in Veneto da infermieri e medici dal 2019 al 2024. Una volta lavorare per servizio pubblico era considerato un onore, oggi è un sacrificio. Sacrificio per l'attività svolta anche a fronte della carenza del personale e poi le retribuzioni, che non sono adeguate a molti paesi europei. La Regione, per quanto di competenza, deve assolutamente intervenire.